In collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci, puntuali con lo sportello pensionati. Oggi in studio con noi ci sono Angelo Tiussi del RLS di Palmanova. Ecco, bravo, già si è presentato. È da un po' che non calca le scene, quindi gli diamo il benvenuto. Grazie. E poi abbiamo Ennio Tognutti dell'Adiconsum di Udine. Ennio, mi è sempre un po' difficile presentarti, no? Adesso duplice veste, FNP, Adiconsum. È finita una carriera, si continua l'altra. E questa tua carriera in Adiconsum come sta andando? Bene, a parte il fatto che uno dei miei primi amori è tornare nel consumerismo, mi piace anche perché c'è un rapporto... Eh sì, perché tu ti occupavi appunto, eri in Adiconsum ancora anni fa. E i rapporti con i consumatori, con gli utenti, è un qualcosa di molto interessante sul piano personale e mi mantiene l'impegno dei confronti con le istituzioni. Più o meno la materia a un certo punto si interseca, no? In un qualche modo. Perché l'FNP si interessa della contrattazione decentrata, che sono le tariffe, i servizi, i costi e tutte quelle cose lì. La di consumo uguale perché segue più o meno lo stesso percorso, più tecnicistico e meno politico. Comunque la materia è sempre quella, l'obiettivo è comunque sempre quello di cercare di aiutare quelli che sono meno difesi, i meno forti, i più in difficoltà a muoversi sulle cose che succedono. Certo. E soprattutto, parlando anche di Adiconsum, lavorare a livello centrale, a livello nazionale, su quello, sugli indirizzi per evitare che possano accadere certe cose, con molta attenzione a tutti i giochetti per far soldi sulla povera gente e intervento sull'istituzione alla formazione dei costi in maniera corretta, non in maniera furba. È un impegno anche quello. È un impegno molto, sì, insomma, abbastanza pesante. Ma vorrei capire, Angelo, che si dice in quel di Palmanova, in questi mesi hai raccolto delle cose particolari, delle segnalazioni particolari? Bene. Perché tu è da un po' di mesi, io prima ho detto, no, Sì. da un po' che non calca le scene. Difatti è da poco che sono rientrato. E con la novità di un nuovo planning per le acquisizioni degli appuntamenti, che adesso sto mettendo a punto, e non delle cose strane, ma diciamo così, il 20% di quelli che telefonano chiedono qualche volta solo rassicurazioni su domande o che hanno fatto o che devono fare. Anche qui si instaura un rapporto dove, diciamo così, l'agente sociale o chi viene deve maturare, nel senso che deve interessarsi un po' insieme alla direzione centrale su questi problemini che sono. Anche perché grosse novità per quanto riguarda le pensioni non è che ci siano, non è che sono per aria per il momento cambiamenti sostanziali. La grossa novità del bonus di 200 euro è una grossa novità perché la prima volta che un istituto destinato ad altri è stato esteso ai pensionati e non è una novità da poco. Poi volevo riprendere il ragionamento. Sì, perché sembrava, no, sulle prime che fosse destinato nella proposta ai non c'erano i lavoratori pensionati. nella proposta iniziale, no? Invece poi è stato esteso anche ai pensionati. Non è successo come gli 80 euro e come i 100 euro, questa è stata estesa.
E diciamo poi in fondo anche giustamente perché fra i più colpiti sono anche i pensionati che hanno avuto quella rivalutazione che hanno. Volevo aggiungere una considerazione a quello che diceva Angelo. In questo periodo di maggior isolamento della gente abbiamo notato che c'è anche la chiusura delle istituzioni e dei grossi servizi, per cui il cittadino non sa come muoversi e a chi rivolgersi, e quindi la funzione che ha svolto gli sportelli dei pensionati, un po' anche i nostri, è stata soprattutto questo di rispondere a qualcuno rassicurando su un problema che comunque era affrontabile e affrontato. Ecco. Ecco, anche perché no, gli appuntamenti li prendete solamente, cioè li prendete telefonicamente, non è che uno abbia problema, non è che possa presentarsi lì come succedeva una volta. Chiede un po' una panoramica di quello che quindi dovete prima sentirli al telefono, no? Esatto, anche per i 200 euro vengono solo a chiedere se c'è qualcosa da fare, un ISEE o eccetera. E quindi, ecco, infatti anche la settimana scorsa proprio le richieste o messaggi o persone che magari ci seguono, che mi hanno fermata per strada, mi hanno detto ma allora questi 200 euro per averli, che cosa devo fare, che cosa non devo fare? Niente, perché arrivano... senza presentare nulla, automaticamente. Ci sarà qualche caso su cui ci sarà bisogno dell'iniziativa, nel caso di lavoratori dipendenti se cambiano lavoro eccetera, ma soprattutto nel campo degli autonomi ci sarà qualche specificazione. Che ancora non sono uscite queste, no? No, perché oggi mi pare che il Parlamento ha approvato il decreto e quindi verranno fatti i regolamenti di attuazione. Però il meccanismo così come è stato impostato è molto semplice, è automatico, chi ha i dati anticipa. Addirittura le previsioni di oggi è che per i lavoratori dipendenti potesse addirittura essere liquidato in anticipo col mese di giugno addirittura. Addirittura, sì, perché è previsto, no? Per lo stipendio di luglio. Qua è già praticamente 2 puntate che stiamo parlando di questo bonus di 200 euro. E perché effettivamente, come diceva giustamente Angelo, le persone sono interessate, stanno facendo affidamento appunto su questi 200 euro, lo sentono e vogliono avere le idee chiare, no? E non è solo che le persone sono interessate, le persone adesso hanno bisogno. Certo, sono interessate perché ne hanno bisogno. In questo momento effettivamente c'è un bisogno non indifferente rispetto a quelle che sono le spese a cui tutti facciamo fronte sul campo dell'energia e sul campo dell'imposizione, perché adesso nel periodo abbiamo avuto energia, abbiamo avuto il gas, abbiamo avuto le Tari, abbiamo avuto l'acqua con dei conguagli, cioè qualche volta sembra che anche le pubbliche istituzioni si mettono d'accordo di intervenire tutti nello stesso momento. Quindi quei 200 euro lì serviranno almeno un po' a tamponare, no? Un po' di respiro. Almeno un po'. A dare un po' di respiro? A dare, molto poco, perché se pensiamo a tutti gli aumenti. E poi anche le segnalazioni, mi sembrano, anche in Adiconsum. Un tempo c'erano segnalazioni di altro genere, a parte, ricordiamo, tutte le questioni legate alle banche, ma c'erano anche questioni diverse, no? C'erano più truffe, cose. Adesso c'è più che altro... L'impegno più grosso è comunque sull'energia, anche perché essendo il costo più elevato, anche il meccanismo previsto dall'autorità sulla rateizzazione delle bollette, che poi come associazioni di consumatori, quelle riconosciute, hanno ottenuto delle condizioni migliori dai gestori, e quindi c'è la necessità di capire questo. Poi molti non hanno l'abilità o la conoscenza di utilizzare il mezzo telematico per fare queste operazioni, e quindi c'è ricorso agli sportelli. Devo dire che col gestore più grosso del gas che lavora qui nella nostra regione, proprio abbiamo finito un'ora fa un briefing, le richieste di... Quindi è una cosa fresca, novità. Le richieste di rateazione sono state circa 6.000,
per un valore di oltre 3 milioni. Quindi 6.000... Stiamo parlando di nostra regione. Ecco, appunto. Un gestore. Un gestore, Sì. 6.000 6.000 richieste di rateizzazione e con la modalità che era concordata fra associazioni e loro non è stata utilizzata quella dell'ARERA, quella prevista dalla legge, e sono 3 milioni diciamo, di anticipo messo dall'azienda, non è uno sforzo indifferente e la richiesta è stata più consistente di quello che qualcuno ipotizzava. Questo è il momento, resta il problema delle telefoniche in cui continuano ad essere aggiramenti delle norme con proposte che abbiamo notato ultimamente che qualche gestore ha aumentato anche automaticamente, autonomamente le tariffe flat. Senza dicono che un messaggio è stato mandato all'utente, però poi nel telefonino non lo trovi e ti trovi con €1 in più al mese. E poi ci sono tutte le altre situazioni di insofferenza sulle promozioni telefoniche che è meglio non parlarne, perché continuano ad esserci, se non truffe, semitruffe, è abbastanza evidente. E c'è così la necessità di cercare, cioè la necessità di cercare più chiarezza, nonostante l'autorità continui a picchiare sulle aziende che si comportano male, soprattutto per la presentazione fasulla o falsa dei prodotti. Ma senti, in quanti siete adesso in Adiconsum a rispondere alle richieste dei cittadini? Allora, per quel che riguarda diciamo Udine, propriamente ci sono 2 persone fisse agli sportelli, poi a livello non di sportello ma di back office diciamo altre 3 persone, raccordate poi con il livello regionale, quindi anche con gli altri territori. C'è un impegno abbastanza consistente, poi abbiamo le persone che fanno le varie mediazioni e le varie soluzioni delle controversie che sono fatte quasi tutte telematicamente, però anche quello comporta un impegno, ci sono alcune persone dedicate a quello. E così si cerca di rispondere, prima di tutto di capire e poi di rispondere. Io farei una piccola pausa e a questo punto potremmo anche dare il via alle telefonate 0432 573517 per chi vuole parlare e chiedere delucidazioni ai nostri ospiti oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio 0432 573517 per parlare in diretta con i nostri ospiti, oppure 351 570 351 57 5687, lo vedete in sovraimpressione. A quel numero lì solo messaggi. Buonasera, ho 53 anni e ho iniziato a 15 anni, quindi quando andrò in pensione. Noi abbiamo fatto il calcolo che se lei adesso ha 53 anni, ha cominciato a 15 anni a lavorare, deve avere per forza di cose 38 anni di contributi. Allora, qui lei non specifica se è uomo o se è donna, perché le cose cambiano, no? Sì. Perché sono 42 e 10 mesi per l'uomo, 41 e 10 mesi per la donna, e quindi, indipendentemente dall'età. Ecco, quindi lei deve, adesso ha fatto 38 anni di lavoro, deve fare i calcoli, se è uomo deve arrivare a 42 e 10 mesi, quindi ancora 4 anni e 10 mesi, se è donna 3 anni e 10 mesi. Oppure se la matematica non è un'opinione, a meno che dal patronato e a fare un excursus storico di tutti i contributi per vedere se sono pieni gli anni per il valore che deve prendere, perché lì è il problema.
Comunque conviene passare all'INAS Comunque per deve passare verificare i all'INAS. contributi, Esatto. fare le cocerte, e Fare vedere un se per ecocerto. caso può rientrare anche nei Esatto. precoci. Esatto. Eh sì, perché se pone un quesito di questo genere, evidentemente ha voglia di Sì, anche deve essere indirizzato da chi fa la domanda. insomma. chiunque sia, evidentemente ha voglia di uscire Esatto. dal mondo del lavoro, anche se ci sono capitati proprio dei casi qui in trasmissione di persone uscite dal mondo del lavoro, già pensionati, come faccio? Devo rientrare, io voglio tornare a lavorare, ce ne Esatto. sono diversi. Esatto, sì. Anche che vogliono ritornare a lavorare, anche perché in alcune aziende magari non si riesce a trovare, non riescono a trovare delle figure professionali in grado di svolgere determinate mansioni che svolgevano appunto queste persone che sono andate in pensione, Angela, Esatto. no? E perché poi nell'escurso storico l'INPS mette dei numeretti in parte per dire negli anni di riferimento se ci sono veramente 52 settimane depositate oppure se ci sono il costo annuale che viene dato è stabilito, se non viene dato si allunga. Ma toglimi una curiosità, se tu non hai 52 settimane, Si allunga? non hai praticamente, se non hai il calcolo, il conteggio corretto, Pieno. pieno in un anno, Sì. puoi mettere insieme il conteggio di più anni per arrivare a riempire un A anno, finale, lo sì. puoi fare? A finale Alla totale. finale sì. Il totale delle Perché settimane. molti non lo stanno facendo, c'è qualcuno che non lo sta facendo, che fa attendere anni e anni prima di costare dare molto, una la no? somma risposta. delle Sentiamo settimane. chi c'è in linea. La somma delle settimane. Sì. può costare molto anche, no? Quindi il calcolo delle settimane. E Sempre. fa cumulo. E fa cumulo. Sempre settimane. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Mi chiamo Giorgio e telefono da Lignano. Pier Giorgio? Pier Giorgio, da dove? Lignano, Lignano, sì. sì. Ecco, volevo un'informazione solo. Io sono pensionato, in pensione, Sì. e anche mia moglie, e che lei prende la minima. Sì. I 200 euro me li danno sia uno che l'altro o solo a uno? I 200 euro? Sì, Dipende dal reddito. È individuale a chi non supera i 35.000. Esatto. vabbè. È individuale? molto più basso. C'è un tetto? È individuale. Sì, è individuale, si chiede, prendo io e anche mia moglie allora. Anche tutti e due, o tutti e due, uno solo, è indifferente, cioè è legato al singolo. È il singolo. L'importante è che lei non superi i tetto, 35.000 sì. euro, No, no? No, sì, no, preso- è preso- meglio che preso- superi i 35.000 che non... No, ma per avere i 200 euro Ah, per l'importante avere- è che non superi i No, 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 ma 35.000 se li supera euro. è meglio che si tenga i 35.000. Ma non cumulativo con sua No, moglie. non è cioè. cumulativo. Ogni pensione va per conto suo. Va bene, signor Pier Giorgio. Gentilissimi, vi ringrazio. Grazie. Prego. Non ci chiede nulla anche per quanto riguarda la 14ª? Sì, beh, Le suggerisco io, visto che siamo anche prossimi alla Visto che sua moglie ha 14ª. il minimo, Sì. Mia moglie la prende già da qualche anno. Io non l'ho mai preso. ecco, quindi sua moglie a luglio prenderà anche la 14ª. Però io che prendo niente. Vegni in Duglia Lignan. E vigni tutti a Lignano. Io prendo meno di 1.000 euro al mese. E se non supera più di 10.000 euro? Se ha la minima si 10.000 becca qualcosa. anche la minima è a lavori, cioè a pensione da contributi, no? Sì. Sì. Lei, Quindi in proporzione ai contributi si prende la 14ª. perché mia moglie ha superato i 25 anni di contributi. Io sono andato in pensione e prendo meno di 1.000 euro al mese solo. Meno? Meno di 1.000 euro ha detto al Al mese. mese, sì. E allora Lei? dovrebbe arrivare... bisogna vederlo Ma è meglio a Lignano avete, no? Come, No, sono avete uno 10.000. sportello A come Lignano Sono no, ma alla Tisana c'è lo sportello INAS in piazza lì, come si chiama quella piazza lì? Beh, comunque in piazza c'è la sede CIS, c'è anche lo sportello INAS e si fa verificare esattamente anche quello. Sì, Nel caso di sua moglie non avrei 13.000 dubbi. euro. Faccia un Si pensi saltino. Sì, si pensi che io anni fa
avevo aperto lo sportello INAS proprio dove abito io, poi l'hanno tolto. Capisco. E comunque, Comunque sono pensi, sono vada. aumentati i limiti, può Sì, capitare che uno entri. sono se l'hanno- 13.000 per chi ha 1,5 volte Sì. e gli altri sono 10.000 e Comunque qualcosa. aspetti luglio, se non ha... se non arriva, Se non hai i 200 euro non vada a cercarsi la 14ª. Se hai 200 euro fa un salto in INAS e verifica anche l'altra parte. va sì. bene, signor Piergiorgio? Grazie, Grazie per aver chiamato. Com'è il tempo a Lignano? È bello? Qui c'è stato un po' di temporale. Sta bene? Lì è tutto qui bello? un po' ventilato, ma Un po' sta bene. ventilato. Siete fortunati, i soliti raccomandati. Ecco. Grazie per aver Grazie a chiamato. voi, gentilissimi. Grazie. Buonasera. Era. Grottesco, il bonus di 200 euro lordi, che netti saranno poco più di 100, No, che non sono- userò no, non sono per imponibili. pagare la multa, aspetta un momento, aspetta Ennio, per pagare la multa per aver passato i 50 anni in perfetta salute. Guido di Reana. Sì, beh, Dio. Bisogna riuscire a entrare nel suo spirito. Mi appello Comunque i qui da 200 me da euro me. non sono tassati, quindi non c'è problema. Mi E appello- quindi ecco, i 200 euro Quelli ci sono. non sono lordi, cioè, No, non sono lordi netti, e no? non fanno neanche cumulo, non fanno reddito. Non fanno E reddito. quindi la differenza che adesso si trova ci offre da bere. È così Potrebbe penalizzato. essere un'idea, viene qui a trovarci quando le arriva. Quando incassa i 200 euro ci beviamo su una bottiglia. Boh. Bene, andiamo avanti. Allora, e continuano ad arrivare i messaggi. Sarei grata, ecco qua, di ricevere risposta alla seguente domanda. Il bonus di 200 euro è valido anche per chi detiene una pensione di invalidità al 100%? Grazie, Luigina. Certo, sì. qualsiasi tipo di pensione. Qualsiasi, no? Almeno, a meno che non ci siano sorprese No, no, all'ultima no, ora. Non hanno detto, Confermi? non hanno detto che a questi si danno e a questi no, ai pensionati. Quindi hanno Altrimenti generalizzato, no? deve uscire la legge. Resta fuori l'accompagnatoria, applicativa. ma il resto... Sì, ma l'accompagnatoria non è pensione, ma No, parlando... qui scrive... No, la- lei no, La invalidità signora va bene. Luigina dice No, il bono è invalidità, valido sì. anche per chi detiene una pensione di invalidità al Certo. 100%. Invalidità. Invalidità sì. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, io ho la pensione di 900 euro al mese, Sì. più l'accompagnatoria. La moglie è grave 100%, ha la pensione di invalidità. Può chiedere l'accompagnatoria? Beh, l'accompagnatoria si chiede in base alle condizioni della salute, non su Vabbè. reddito. Non su reddito. Quindi lei va dal medico e chiede fa la se- domanda? E chiede di fare... Perché ha già fatto Dell'handicap. una prova lei. Ha già fatto la richiesta? L'hanno respinta. Dobbiamo tornare a provare. Fare Si torna- ricorso. c'è sempre, purtroppo, in Deve quelle fare situazioni ricorso, lì, no? l'anno dopo c'è Però un è difficile. aggravamento, è È naturale, meglio quindi che- si rifà. Non sento. Non so. Si rifà come aggravamento, si rifà la domanda, Appunto, ecco. perché le secondo condizioni me. peggiorano, non migliorano. Ecco, secondo me. No, ma abbiamo già fatto noi, perché lei gli è andato il 100%. Torni a farla. Se si può avere l'accompagnamento per mia moglie, Per avere dato che io ce l'ho già. Per avere l'accompagnamento la moglie deve essere in situazione di handicap, Handicap, esatto. quindi qualcosa di più del Esatto. 100%. Un aggravante. Torni a fare la visita Sì. e se questa volta raggiunge Che il medico, i sì, limiti è dell'handicap ha diritto Ah, all'accompagnatoria. l'handicap, lei è grave 100%, più di così non c'è. Allora, l'handicap presuppone la perdita di alcuni requisiti Sì, sì. o della cura della persona o della deambulazione, Sì, sono cose delle specifiche cose che necessarie sono della vita. oltre l'invalidità al 100%. Sì. Ma si può tornare a provare Deve tornare a con la fare commissione. deve stare attento che se al 100% deve fare la domanda per handicap. Aggravamento.
Aggravamento Ah, è per handicap, non più invalidità, Sì, è no, handicap. non doppia. Ah, si per guarda. handicap. Sì, Sì. Sì, 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 sì. sì, La sì. ringrazio. Prego. Va bene? Mandi, mandi. Mandi. Arrivederci. Salve da Ennio di Gemona. Circa un mese fa ho fatto il colloquio con la commissione medica all'ospedale di Gemona per aggravamento, invalidità a causa patologie aggiunte alle precedenti. Non mi è ancora arrivato niente. Quanto devo aspettare per avere risposta? Hanno i loro tempi. Eh, La commissione esaminatrice, quando ha questi casi, se sono complicati, i tempi sono lunghi per dare un risultato, e quindi le verrà dato il verbale, e quindi i tempi sono loro. C'è una cosa su cui tranquillizzarlo. Comunque decorre dal Sì, momento in cui ha fatto la appunto, domanda, sì. non ci perde niente. Sì, se danno questa, se è accettata, vale dal momento che è stata fatta, insomma. Bene, ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, abbiamo una telefonata pronta e la sentiamo dopo chi c'è al telefono. Piccola pausa, ritorniamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo una telefonata pronta, mi dispiace aver fatto attendere, ma dovevamo per forza di cose seguire la scaletta e fermarci un attimo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Ah, pronto, buonasera signora. Io avrei bisogno di un'informazione. Io percepisco l'APE social. Il mese di agosto andrò in pensione. Ho diritto al bonus dei 200 euro? Con la pensione sì, con l'APE penso di no. Ah. Penso però da chiedere? bisogna aspettare adesso il regolamento di applicazione, Di attuazione. perché l'APE social non è pensione, non è stipendio, però è parametrabile comunque a uno dei due istituti e dovrebbe in qualche maniera rientrare. Al momento nelle norme, così come ho letto io, non sono dettagliate situazioni del genere. Sì. Perché giuridicamente la sua non è cambiata pensione, ma è chiamata come indennità. Sì. Ma penso che si risolverà positivamente. Sa. Va bene, grazie. Prego. Buonasera. Grazie a lei signora per aver chiamato, buonasera. Quesiti interessanti. Com'è? Sono quesiti importanti. Certo, certo. Quesiti importanti. Se uno ha avuto il Covid, anche questo è un altro quesito, viene considerato come malattia dal datore di lavoro, anche se sta a casa 15 giorni, 15 o più giorni finché il tampone è negativo. Sapete dare la risposta voi a questa cosa? No, la malattia Covid è infortunio. È infortunio? Il Covid? Sì, sì. È considerato come infortunio. E quindi viene considerato come malattia dal datore di lavoro, anche se sta a casa non importa, 15 o più giorni? L'infortunio non ha quei limiti. Non è come la malattia. È una condizione più favorevole rispetto alla malattia. Non lo so, chiedo a voi, dovreste... Fra i vari decreti famosi c'è stato qualcuno che era saltato ma poi hanno recuperato. In pratica è gestito dall'INAIL, non dall'INPS. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, sono Matteo da Monfalcone. Volevo sapere, io sono in NASPI, quella cosa di 200 euro lo danno anche a chi ha la NASPI? Mi pare per la signora in NASPI per la NASPI bisogna verificare alcune condizioni. È prevista però è un problema legato al periodo in cui ha lavorato. Io ho sempre lavorato da quando avevo 14 anni. Ma adesso 53. Da quanto tempo è in NASPI, signora? Sono un signore, Matteo da Monfalcone, sono in NASPI ormai da un anno e mezzo. Allora, dunque lei è in NASPI anche il mese di giugno? Sì. Ecco, allora se il mese di giugno è automatica. Sì.
Ah, e quando me la dovrebbero, mi dovrebbero accreditare? In giugno. Se, in giugno? se lei in giugno è ancora In Aspi? in Naspi è automatica. Ah, la ringrazio. Volevo sapere, io prendevo anche quello assegno di Renzi, con quel bonus lì. Prima mi davano 95 80 euro. I 100 euro, gli 100 80 euro. diventati 100. Quelli sono calcolati sul reddito, non hanno nessun'altra Sì, influenza. ma Cioè non però, ha reddito neanche, non però producono. hanno iniziato che dovevano essere 100, davano 95, poi adesso è sempre di meno. E lì bisognerebbe vedere il perché è legato al fisco Sì. quel meccanismo lì. Fino a 24.000, da Però, 24.000 in poi è riproporzionata. Però nel caso suo di Naspi il reddito è automatico Sì. e a prescindere dall'accertamento dei limiti di reddito, quindi le viene Io dato... Io spero di trovare lavoro al più tempo possibile. In giugno gli viene dato? Spero di trovare lavoro al più presto possibile perché io come si dice, purtroppo sto anche male. Glielo auguro anch'io. Sì, ma devo trovare un lavoro che mi permetta di fare, perché mi sono anche ammalato in questo periodo qua. Devo trovare un lavoro in caso ci può essere un aiuto, se non riesco a trovare un lavoro che mi permette di fare un lavoro leggero. Guarda, se io le posso dare dei consigli al di là della rete lì del collocamento, provi a passare in sede CISL dove in qualche maniera hanno anche qualche possibilità di valutazione di occupazioni. Sì, perché io vorrei trovare un Provi a lavoro. fare un salto lì in sede CISL a Monfalcone. 53. Provi. È difficile. Perché c'è qualche percorso di formazione. Sì, hanno in mano loro. Vada in sede CISL e forse trova almeno qualcuno che le può dare qualche indirizzo più preciso. Va bene, vi ringrazio. Ci sono soluzioni ogni tanto almeno. Sì, speriamo bene. Okay. Speriamo bene, sì. La ringrazio, grazie gentilissimi. Grazie a lei per aver chiamato, grazie. Buonasera. Perché i centri per l'impiego hanno loro in mano tutta questa situazione per richiamare, ma anche in CISL adesso c'è un... Sì, stanno facendo almeno... facendo, guidando su esigenze che sono individuate o nel percorso di formazione. Va bene allora. C'è un po' di attività anche su questo terreno. Guardavo, mancano 3 minuti alla chiusura della trasmissione, io direi di chiudere con telefonate e messaggi, quindi se avete delle indicazioni. Abbiamo ancora una telefonata, vediamo velocissimi e chiedo anche alla regia se mi alzano un po' qui l'audio in studio perché facciamo fatica un po' a sentire, o che sto diventando con la vecchiaia, sto diventando più sorda io. E comunque avrei bisogno di avere un po' più alto qui in studio. Anche sentiamo rimbombo. chi c'è. Ecco, sì, anche un po' il rimbombo, magari qualcuno chiama col telefono vicino al televisore. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Dice di me? Pronto? Sì, sono una signora di 68 anni e volevo un'informazione sulla pensione. Io sono già pensionata da tanti anni per i contributi. Mi danno anche la 14ª perché ho 618-19 euro al mese. E volevo sapere se io ho diritto di quei 200 che stanno parlando lì. Sì, signora, ha diritto. Ce l'avrà assieme alla 14ª in luglio. Ho capito. Sì, perché sono già un po' di anni che ho la 14ª. Questa volta le avrà insieme questo più quelli. Va bene, la ringrazio tantissimo. Ok. Va bene, signora. Arrivederci. Grazie. Posso dare un avviso veloce che mi è venuto in mente? Manca un minuto, veloce. Chi vuol chiedere la gravosità, anche se è scaduto il termine il 1° maggio, vengono accettate ancora. Quindi chi vuol fare la domanda di gravosità però deve andare in patronato e il patronato può ancora attivarla. Ecco, quindi c'è questa... La gravosità? Sì. Quindi c'è ancora questa possibilità. Angelo, messaggi, indicazioni che devi dare perché così chiudiamo?
No, io voglio dire solo che rispetto a dove do una mano alla RLS a Palmanova, la Pignata ha trovato 3 persone in più. Adesso stiamo, diciamo così, abbiamo fatto un incontro con delle disponibilità maggiori e si copre tutta la settimana in santa pace, diciamo così, cercando di dare una mano al pubblico. Benvengano i volontari a darvi una giusto? mano. Sì, benvengano. Diciamo che c'è sempre più bisogno di gente che ci dia una mano. C'è sempre bisogno di persone di buona volontà che vengano a darvi una mano, sia in Adiconsum che in FNP. Grazie Angelo Tiussi, FNP CISL di Palmanova, grazie Ennio Tognutti, Adiconsum di Udine. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito e noi con lo Sportello Pensionati ci vediamo mercoledì prossimo, sempre puntuali alle 18:15. Arrivederci, alla prossima settimana. Buonasera, arrivederci. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.